Impegno personale che si concretizza anche nell'imminente elezione amministrativa a Favara. Fratelli d'Italia ha deciso a Favara di appoggiare la candidatura del dottore Montaperto, ritenendolo esso riferimento di un nucleo ampio della città, la città che vuole vivere, che vuole vivere una cultura, una nuova socialità. Pensiamo che come partito possiamo attrezzarci e ci attrezzeremo con una lista competitiva che abbia alla base il ritorno al rapporto con i cittadini. Vanno sistemati gli uffici del tributi locali, va rimodulata il servizio della nettezza urbana e vanno soprattutto allargate le platee dei contribuenti attraverso la diminuzione delle tasse che riguarda il recupero, lo spazzamento e lo smaltimento della spazzatura. Noi riteniamo che i servizi di rete, compresi quelli sociali, debbano tornare a svolgere un ruolo di azione propulsiva nei confronti dei più deboli. Sappiamo che in questi anni il Comune è stato abbandonato a se stesso. Noi non vorremmo riprodurre ricette di grande valore messianico, ma vogliamo produrre ricette di problemi che si possono risolvere. Vogliamo una città normale e credo che il partito di Fratelli d'Italia oggi, insieme al candidato sindaco Montaperto, possa registrare una ordinaria amministrazione che è quello che ci vuole per risollevare la sorte della città. Oggi i partiti hanno una dimensione politica strasbordante, si ondeggia molto tra programmi mancati e promesse fasulle. Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia invece è un partito che dalla coerenza fa la propria bandiera. Ecco perché mi sono convinto a ritornare dentro Fratelli d'Italia, perché lo ritengo un programma che è un programma veritiero, è un programma che arriva direttamente alla gente, all'opposizione con chiarezza, con programmi validi e soprattutto con la coerenza di sempre.